Tonkov, si decide il Giro d'Italia. Pantani al contro. Attenzione, attenzione, è il momento decisivo. Pantani scatta. Ed erano anni che non assistevamo a uno spettacolo in cui vince, trionfa, alza le braccia al cielo. Il suo primo Giro d'Italia è il coronamento di attendeva una prova di queste dimensioni. Nessuno si attendeva un Pantani così grande. Marco Pantani, detto il Pirata, è nato a Cesena nel 1970 e è morto a Rimini il 14 febbraio 2004. Professionista dal 1992 al 2003, considerato tra i più forti scalatori di tutti i tempi, ottenne in tutto 46 vittorie in carriera con i migliori risultati nelle corse a tappe, vincendo un Giro d'Italia e un Tour de France e la medaglia di bronzo ai mondiali in linea del 1995. Il 14 febbraio del 2004, all'età di soli 34 anni, fu trovato senza vita in una stanza di un residence di Rimini. Un vuoto profondo, emozioni confuse, nostalgia, senso di colpa, gratitudine. Perché dopo la morte di Marco Pantani il ciclismo non è stato più davvero lo stesso. Perché sono passati già 15 anni da quella sera di San Valentino e la fine tragica del Pirata che ha allungato un'ombra sulla sua vita, le sue imprese, la sua umanità, rischiando di metterle in secondo piano. Se 15 anni sembrano tanti, nello sport sono un paio di ere geologiche. E vedere tutto ciò che è successo dopo la morte di Pantani non ha fatto altro che far sanguinare ancora di più la ferita e far crescere un sentimento di ingiustizia. Il testa a testa finale, Pantani-Tonkov, si decide il Giro d'Italia. Pantani al controattacco. Tonkov non molla la presa, Pantani si sta giocando il giro. Attenzione, attenzione, è il momento decisivo, Pantani scatta, Tonkov si è seduto, l'ennesimo scatto è stato decisivo ed erano anni che non assistevamo a uno spettacolo entusiasmante come questo. Un testa a testa finale bellissimo, più un bellissimo Giro d'Italia. Ultime pedalate, Marco Pantani vince, trionfa, alza le braccia al cielo. Dopo aver vestito la sua prima maglia rosa si appresta a vincere il suo primo Giro d'Italia. È il coronamento di un sogno, il sogno rosa di Marco Pantani. Nessuno si attendeva una prova di queste dimensioni, nessuno si attendeva un Pantani così grande. A parte sua, Lance Armstrong è caduto in disgrazia dopo le accuse e le ammissioni sul doping che gli sono costate decine di milioni di dollari e 7 Tour de France su 7. E pensare alla fatica che ha fatto Marco Pantani per vincerne uno di Tour nel 1998 a 33 anni di distanza dall'ultimo italiano a centrare l'impresa, Felice Gimondi, che lo premiò sui Campi Elisi. Lui che era lo scalatore puro in un mondo di passisti che costruivano le loro vittorie a partire dalle tappe a cronometro. Lo conquistò nel 1998 dopo aver dominato anche il Giro davanti al tedescone Jan Ullrich, stracciato tante volte da Armstrong negli anni successivi. A pensarci oggi con tutto quello che è successo e che abbiamo saputo anni dopo in materia di doping e di vittorie contraffatte, forse riusciamo meglio a capire anche la prospettiva di Marco Pantani. Vola sempre alto Marco, sulle montagne del cielo azzurro. Il tuo ricordo rimarrà per sempre stampato nei nostri cuori. Saggezza del poi, con un tempo del genere tutti avevano detto è un tempo che si adatta a Ullrich piuttosto che a Pantani. Con la pioggia, quando le gambe girano, quando il cervello funziona, non c'è tempo che tenga. E Pantani, ma ecco quello che ti voglio domandare, tutta questa gente che affianca, che corre, non distrae, non infastidisce il corridore. Abbiamo visto Pantani prima un gesto di spinta, addirittura gli danno delle pacche sulle spalle. Questo non va bene, tante volte
tante volte danno fastidio le persone che ti sfiancano perché ti urlano nelle orecchie, quindi te sei talmente concentrato, talmente lì per dare il massimo di te stesso e questo dà fastidio. Poi quelle pacche sulle spalle, è un'immagine bellissima perché vedete tutti i tifosi, qui c'è una bandiera belga che sventola, tutti i tifosi sono presi, entusiasmati, bandiere danesi, bandiere bretoni, ma è lui che si è abituato a queste pretese, se le mantiene gliene saremo tutti grati. Ed eccoci con le telecamere fisse, Marco Pantani sta portando a termine in maniera trionfale questa 15ª tappa che ci rimarrà nel cuore, nel cervello, perché è stata veramente una tappa splendida, una tappa nella quale, ripetiamo, Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe, ma la sua saggezza tattica, il suo cuore e il suo coraggio, perché per attaccare a 40 km più o meno dalla conclusione, a 50 km dalla conclusione, bisogna avere nervi saldi, cervello fresco e grandi gambe, grandissimo. Soprattutto grandi gambe, ci ha sempre creduto, non ha mai avuto paura e adesso è qui che sta facendo addirittura la volata per guadagnare più secondi possibili. Concentratissimo, è la seconda vittoria per Marco Pantani dopo il knockdown nel primo arrivo in salita, il KO in questo secondo arrivo, continua a scattare soltanto subito dopo aver superato la linea del traguardo. Marco Pantani si concede il gesto del trionfo, ha voluto guadagnare più tempo possibile, ha avuto ragione perché in queste condizioni, con una tappa come questa, bisognava continuare a pedalare fin sulla linea. Appena superato la linea ha alzato le braccia ed ecco che la regia ci ripropone la grinta, la voglia di vincere di questo romagnolo bersagliato dalla sfortuna. Allora il suo vantaggio, il suo distacco questa mattina da da Bobby Julich era di 1 minuto e 50 secondi. Splendido questo primo piano. Tra l'altro è la seconda vittoria per Marco Pantani a questo tour, è la quarta volta che viene al tour.